Un mutuo per pagare i debiti della pubblica amministrazione che congelerà per 30 anni l'economia dell'isola e, come se non bastasse, acceso per ripagare aziende creditrici non siciliane. Si annuncia oggetto di un'altra aspra battaglia d'aula il famigerato DL Pagamenti che oggi approda in sala d'Ercole. La manovra, pensata dal governo Crocetta, intende estinguere tutti i debiti maturati negli anni dalle precedenti amministrazioni, attestatisi a oltre 1 miliardo di euro. Un mutuo trentennale rimetterebbe tutto a posto, ma come ogni rimedio estremo, anche questo presenterebbe le sue controindicazioni. Prima fra tutte la consapevolezza che di abbassamento delle tasse non se ne parlerà per tutta la durata del mutuo. Già si pensa a misure alternative, come quella proposta in un'intervista a Blog Sicilia dal presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. Occorre affiancare una norma che dica chiaramente che a partire dal 2018 i risparmi di spesa che si faranno saranno vincolati al pagamento delle rate di questo mutuo. In questo modo si eviterà di tenere le tasse al massimo e potremo vederle scendere proprio a partire dal 2018. Dal 2017, ha proseguito, si potevano ridurre le tasse per effetto del pagamento finale del piano di rientro per la sanità. Non farlo, ha dichiarato Montante, sarebbe un altro colpo mortale. Significherebbe impedire ai consumi di ripartire e dunque all'economia siciliana di riprendersi. Le imprese si lamentano sempre, infatti lo fanno con Lenzi, lo fanno con Letta, lo hanno fatto con Monti, però da un lato chiedono il rigore dei bilanci e il risanamento dei bilanci e dall'altro pretenderebbero che questo venga fatto solo a costo di tutti gli altri. Non pagare le imprese avrebbe delle conseguenze nell'economia, le imprese occorre che facciano una mediazione, perché non è che possono volere la botte piena e la moglie ubriaca, vogliono il risanamento del bilancio da un lato, però poi vogliono essere pagati i soldi e vorrebbero anche che questo avvenisse non addirittura non incrementando le tasse come noi stiamo facendo, ma addirittura abbattendole. Questo non si può fare per i prossimi 2 anni. Trovo molto ragionevole, ed è esattamente la mia proposta, che invece applicati 2 anni di spending review, in cui riorganizziamo tutto il sistema delle partecipate, poi ci sarà la diminuzione dei costi dell'assemblea per effetto della riduzione dei parlamentari, portaborse, eccetera, eccetera, si possa programmare sin da adesso che questo abbattimento possa avvenire dal 2017 in poi. Non siamo così folli da pensare che per 30 anni blocchiamo l'IRPEF, perché dovrà essere una misura di incentivi alle imprese.